Ben ritrovati dalla redazione. Il corpo della 60enne triestina Denise Marzi Wildauer, uccisa giovedì scorso a Basovizza con lo sparo di un fucile durante una battuta di caccia, è stato sottoposto ad autopsia. Se ne è occupato il dottor Carlo Moreschi, professore di medicina legale al Dipartimento Area Medica dell'Università degli Studi di Udine. Lo specialista è stato nominato dal PM Ilaria Lozzi, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati Dario Peracca, il 74enne mugesano da cui era partito il colpo. Sul caso stanno lavorando la squadra mobile e la polizia scientifica. Torna il sereno nelle relazioni sindacali dello stabilimento Arvedi di Servola. I sindacati ritirano la minaccia di sciopero dopo aver incontrato la proprietà del minatoio, che si è impegnata a investire 3 milioni di euro per la costruzione di nuovi edifici che ospiteranno mensa, spogliatoi e uffici. L'amministratore delegato Mario Caldonazzo ha inoltre illustrato ai rappresentanti dei lavoratori il nuovo piano per la viabilità e l'accesso al sito, che saranno modificati per consentire la convivenza con i cantieri della riconversione dell'area a caldo a usi portuali. Seduta straordinaria del Consiglio Comunale Cittadino a Trieste, dedicata alla consegna della cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Giulia. Assessori, maggioranza e la parte dell'opposizione presenti in aula, tutti in piedi ad applaudire il comandante e i rappresentanti della brigata al momento del conferimento da parte del sindaco Roberto Di Piazza. Sono iniziati con l'arrivo del primo modulo i lavori per il montaggio della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Ponterosso, che aprirà i battenti sabato 30 novembre e che si chiamerà Trieste on Ice. L'inaugurazione ufficiale invece si terrà più avanti. A gestire la struttura per la prima volta sarà l'Associazione Eventi 2000 di Venezia, in testa la graduatoria nella procedura promossa dal Comune nei mesi scorsi. Si tratta di una realtà che già si occupa di piste e pattinaggio in altre zone del nord-est e più in generale organizza eventi e manifestazioni. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo coperto oggi con piogge abbondanti su Costa, Carso e Isontino, moderate sulle Prealpi Giulie e sulla pianura orientale, deboli altrove. Quota neve da 1400 metri sul Tarvisiano a 1800 metri sulle Prealpi. Temperature minime in pianura fra 7 e 10, le massime fra 11 e 13 gradi. Sulla costa minime fra 10 e 12, le massime fra 12 e 14 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.